veramente è stata una serata ricca di persone con tanta passione. E l'enologo poter trasmettere il proprio lavoro della propria azienda, della propria regione, nel mio caso della Ferrari che ha tanta storia, persone veramente appassionate che si vede proprio che amano questo mondo, è di grande soddisfazione. Veramente complimenti soprattutto al vostro gruppo, come siete riusciti come Ice Padova a coinvolgere questo vostro gruppo di sommelier. Bene, e te Willy? No, io devo aggiungere una cosa, anche per me era un'esperienza nuova, avendo anche, no, Ruben, questa possibilità di assaggiare a ping pong come ho detto io. Hai detto te prima. Ma è stata un'idea di Ruben? Sì, no. No, dico io, è giusto dare i meriti di chi sono. Comunque perché non è facile trovare questa possibilità di avere due vini completamente diversi, uno dopo l'altro, anche in combinazione con le annate, e si poteva vedere anche com'è l'evoluzione su ogni singolo prodotto. La serata mi è piaciuta perché prima di tutto c'è stato un dialogo, il dialogo tra sommelier ma soprattutto con voi, quello è il dialogo che a me è piaciuto. Noi di solito facciamo le serate così, noi abbiamo un po' trascurato la degustazione didattica dell'ICE, ma è stata una lezione da parte vostra che ci avete impartito, e questa sera noi di cultura andiamo a casa più ricchi, perché abbiamo avuto, come abbiamo scritto, due maestri dell'enologia italiana. I vini, non ci sono aggettivi per dire questi vini, però io avevo intenzione di fare a Ruben una domanda. Cosa pensi tu dello champagne rispetto ai tuoi vini che fai? Cosa vorresti avere dello champagne? Io spesso vado in Champagne, spesso cerco di assaggiarlo e di capire, non tanto per copiare o per emulare, perché non avrebbe un senso, però per capire, perché è una zona che ha 300 anni, saranno non so quante aziende, sono 300 milioni di bottiglie, quindi sono 33.000 ettari di vigneto, quindi capire come si orientano ed è un riferimento molto importante, veramente. Willy, allora io ti conoscevo già dal 2009 perché mi ricordo sempre anche l'anno, dalla vendemmia 2009 che ha fatto lì al Vinitaly. Tu fai sempre grandi prodotti e io nella mia enoteca li ho sempre avuti, da quel giorno che ti ho conosciuto. Il Nussbaumer 2012 era la perfezione di un vino bianco, che secondo quello che penso io è uno tra i migliori bianchi italiani. Diciamo, tu sul tuo vino dove ti sei ispirato? Sì, però si deve parlare di un percorso lungo, anche lì ovviamente è stato così che abbiamo assaggiato tanti prodotti anche provenienti da altre parti. Devo dire che abbiamo assaggiato anche vecchie bottiglie del posto, di altre aziende che avevano pochissime bottiglie in cantina, però dove si vedeva che il Gewürztraminer può invecchiare molto bene, e questo ci ha portato anche di provare di vinificarlo, di prepararlo per poter invecchiare bene, anche se è un vitigno che ha una acidità bassa, e proprio in questo vitigno si vede che non è sempre l'acidità che dà la capacità di invecchiamento, come anche per esempio nella Francia del Sud, nel Val di Rhône, dove ci sono vini bianchi con acidità basse e maturano in un modo particolarmente buono. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, sul Nussbaumer, io trovo quando si invecchia di 4-5 anni che trova quell'armonia giusta. Secondo te cosa ne pensi? No, è proprio questo effetto che oggi penso che si vedeva già nel 2012, adesso dopo 4 anni insomma, dove
pian pianino c'è questo cambiamento di stile detto E anche di profumi? Sì, di profumi, ovviamente tutta la parte di aromi primari va un po' indietro, arriva da un'altra parte questa nota di freschezza che nel tramino giovane ancora non c'è. Allora, nel Terminum è il passito d'eccellenza della tua casa. Io ho trovato un equilibrio tra la dolcezza e la freschezza. Come si fa a raggiungere quell'equilibrio lì? Ma con l'esperienza che ho adesso devo dire che l'attacco della muffa nobile o indirettamente la muffa nobile che ci regala una componente o tanti componenti nuovi che portano il vino da una parte in una concentrazione molto alta, però dall'altra parte è bilanciato con una acidità, anche lì di nuovo con una sapidità che non lo rende mai stucchevole, ma c'è sempre questa freschezza in bocca che lo rende diverso da un passito. Quindi io direi che questa sera abbiamo, anche se i due vitigni erano completamente opposti, ma questa sera erano amici, perché soprattutto voi due siete amici, ma anche i vini si sono riscontrati amici in poche parole, anche se erano due cose ben diverse, diciamo. Cosa ne pensi, Ruben? Il condizionamento c'è sempre nella degustazione di un vino. Allora da parte vostra, averci visti su, siamo amici veramente, l'avete percepito e anche i vini l'hanno percepito nella vostra testa, semplice. Risposta perfetta. Grazie Ruben, grazie Willy. Vi ringrazio ancora di cuore che avete accettato questo mio invito. Speriamo che vi ritorni tutta in vendite, in salute, soprattutto quello che penso io, che loro, l'ho detto anche prima, sono radicati nel loro territorio fortemente più delle radici delle viti, questo sì, e questo mi fa piacere perché dopo dove trovi questi requisiti li trovi nel bicchiere quando vai a degustare i prodotti.